Buongiorno e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Palermo flagellata dal forte vento. Sono stati sradicati alberi, anche un palo dell'elettricità è stato distrutto. Caduti frammenti da balconi e prospetti di palazzi. Nessun danno arrecato alle persone, fortunatamente. Un palo dell'Enel è caduto in strada a Palermo in via Papa Sergio. Alcuni alberi sono caduti in via San Lorenzo e in via Messina Marina, nel capoluogo siciliano, finendo al centro della carreggiata e rimossi successivamente dai vigili del fuoco. Nei giorni scorsi il personale del commissariato Onesima ha effettuato controlli per contrastare l'illegalità diffusa. Un pregiudicato è stato indagato per i reati di gestione illecita di rifiuti speciali. Nello specifico, all'interno di un terreno di circa 600 metri quadri sono stati rinvenuti 2 veicoli di soccorso stradale, 13 veicoli, attrezzature idonee allo smontaggio dei veicoli e un significativo quantitativo di rifiuti speciali riposti sul terreno. Si stanno aprendo in questi giorni ben 70 cantieri per mettere in sicurezza altrettanti corsi d'acqua con i loro affluenti che attraversano il territorio della città di Messina. Così il presidente della regione, Renato Schifani, a capo della struttura commissariale nel giorno in cui è stata ufficialmente aggiudicata la gara per gli interventi nel tratto compreso tra il torrente Annunziata e San Filippo. Si aggrava il bilancio delle vittime della frana che ha investito il campeggio a Bad Ankali, non lontano dalla capitale malesiana di Kuala Lumpur. Il numero delle vittime accertate è infatti salito a 21, fra queste vi sono anche 5 bambini. Al momento della frana nel campeggio vi erano oltre 90 persone che stavano dormendo, diverse quelle ancora disperse e 7 i feriti. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Utsukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.